No, sono sceso dalla bicicletta giusto perché qui a Maresca, qui sarebbe senso unico, adesso tolgono i punti anche ai ciclisti e io non potevo rischiare. E anche perché cercavo proprio la vecchia cantina, trattoria. Oh, grazie, cos'è questo? È un crostone con i funghi porcini, appena saltati in padella e serviti su un crostone di pane rustico con un pochino d'aglio. E adesso un'insalatina sempre di funghi porcini appena raccolti. Beh, guarda, sono appena raccolti, mi chiamano, io sento che esercitano una... con permesso, l'assaggio allora. Fresca, rigenerante. Alvaro, che vino è questo? Questo è un Chianti del Montalbano, un vino molto delicato e non troppo corposo perché non ammazza il sapore dei funghi porcini. E soprattutto non ammazzi nemmeno lo sportivo che è in me. I maccheroni di castagne, fatti con la farina di castagne e salsiccia. Oh, che bello questo! Chi trova un maccherone trova uno scroccone, anzi, un esperto. Capito? Allora, siccome questi sono maccheroni buonissimi, Marco, fiduciario della locale condotta Slow Food. come condotta, Certo. ci si rifà un po' al medico condotto. È chiaro. Quindi nella mia pseudo professione devo verificare che non ci siano cibi avariati, ma che qui- il fungo poi L'uomo del monte, pistoiese, ha detto sì. buonissimo. Si mangi, vai col presidio. Effettivamente si sente la castagna. Adesso vi avevo portato per finire un pezzetto di torta. Sì, ma questo non è per finire, questo è per finirci, perché se io mangio questo mi appesantisco, Alvaro, dai, non riesco mica. Beh, io allora a questo punto, siccome è una torta particolarmente buona fatta con le castagne dei nostri boschi e con le piccole mele ritrovate negli orti, ve la incarto e ve la portate, così è il premio finale per la vostra fatica del viaggio. Che bella idea, che bella idea! Sì, spero che ce la facciate arrivare di là dal monte. Allora la vado a incartare. Ce la farò, devo farcela.